Jack Radio. Vabbè, è un po' difficile ci sia qualcuno, però... Mamma mia che merda di macchina che ho trovato. Salve, Ecco qua, grazie mille. ma la moto non va più? No, non fa nemmeno salire. Ah, perché è rotta, immagini? Sì, esatto, sono andato contro il guardrail e... Ok, vediamo un attimo se si sistema. Vediamo. Ah, grazie mille, grazie mille. Ok, vai, Le tranquillo. devo qualcosa? Sarebbero 500, ma non fa niente, dai. Tanto No, se comunque... vuoi andiamo in banca ti do anche 1000, No, no, 2000 se tanto vuoi. comunque in città non c'è nessuno. Saresti dovuto venire a piedi fino in città, in realtà. Andiamo, Vabbè, dai, non ma fa non è niente. un problema per me se vuole, eh. No, Cioè, figurati. grazie Ve lo mille. offerto io, dai, ok. Ok, grazie mille. Niente, ciao. Ciao ciao. Aia. Fatti mettere l'annuncio, altrimenti andrò sempre a sbattere. Che cazzo.
Mamma mia, che più veloce. Molto veloce. Pa para pa 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 para pa pa. E no, wait, no. Zero. Arrivo fra un attimo, fammi dare un'occhiata. 13.0. Check radio. Check. Credo tu non ci sia in radio ancora. Non lo so. Devo vedere se ho scritto bene. Sì, questo qua, 13.0. Check radio. Mi dispiace Nico, ma non ti sento se stai in radio. Allora, dovrei pulire un po' di soldi, vediamo. Io potrei in struttura. Allora, vediamo. Quanti cazzo di soldi devo pulire? 2, 2, 4, 5, sì, 1, 6. 673, non ne ho. Aiuto! Check radio. Fra sinceramente difficilmente cambierei server. Vabbè, le motivazioni potrebbero essere giusto 2 o 3. Che diciamo avessi un ban quindi non potrei più entrarci. Anche perché non sono il tipo che spende soldi per poter giocare a un gioco. Cioè se li devo spendere perché sono per cose che mi interessano, tipo l'abbonamento, quella roba là di città, sai. Elicottero? Difficilmente pagherei per giocare qua o da qualche altra parte. Oppure se tutti quelli che stanno qui in questa città cambiassero città, però non dico tutti quanti, cioè quelli dalla... gli amici stretti che sono in officina, no? Intendo. Se loro cambiassero città, probabilmente sì, anche perché non avrei altra gente qua dentro. Anche perché un amico fidato che c'è stretto fuori città, lui purtroppo ultimamente non può giocare più, quindi per motivi di lavoro intendo. Ma su quel server là in realtà neanche conosco, non so se verrei mai, onestamente.
Allora, Nico, io sto provando Checkradio, ma non ti sento, quindi non so come aiutarti, fra. Andiamo a prendere un po' di soldi. Vediamo. Cioè, guarda, gli ATM, fra. Oh, non vanno gli ATM. Puttana miseria. Facciamo di qua. Io sono accanto a te. Parapapam, parapapam. Sto qua. E 2. 700. Prego. Paraparapapam, paparaparapam, pam, mm, mm. Ciao Nico, benvenuto. Ciao Alex, benvenuto. Para. Con calma, para pavera, per pipero. Oh no. Con calma. Media Italia. Non l'ho vista neanche. Dove sta? Vediamo. 723. Vediamo. Oh. Ciao boss, benvenuto. Drake. Benvenuto anche tu. 7 dietro.
tolto quella cagata di no, autonoleggio. Che porcheria di raga. Vediamo sto qua. No, bello. Dove sta la macchina? Ah, boh. Beh, sono chiusi. Che cazzo? Armeria, c'è qualcuno? No. Well, a lot of people use television for their vision. And if the vision is evil, it get eviler. If the vision is righteous, it get more righteous. If the vision is holy, it get holier. And if the vision is evil, it get eviler. So many of the people make vision are so evil that when them see the evil vision on television, they get eviler. Yeah, man, yeah, man, it's number one DJ of the universe. Straight and direct on the walk, tickle man. Stu bastard. Prima mi fa entrare, vabbè dai. Oh, eccolo. Ah, ma io lo conosco, sì. Mr. Vic. Allora. Oh, Allora, Vict. Bella, zi. Sono Sta a passato posto? ieri sera. ah, Sì, ok. sì. È living, bro. tutto bene? Ok, sì, sì, sì. Niente, sono venuto qua visto che era chiuso, ho detto, sti bastardi. Benvenuto. Ma grazie, questa è la prima volta che vengo, comunque è veramente bello. Grazie, grazie. Niente, volevo sapere due informazioni, ragazzi. Avete un giubbotto antiproiettili? Sì? E poi per il silenziatore vi serve... Cioè, ce l'avete, sì. No, qua non si vendono silenziatori. Ah, che palle, vabbè. Allora, solo il giubbotto antiproiettili. D'accordo. Al porto d'armi, vero? Sì, sì. Mm, no? E allora non possiamo fare Che nulla. quello? Oh, è legale! Lo Cioè, so, ma quello è per me difesa personale. è Lo so. obbligatorio. Obbligatorio per il porto d'armi. Allora voglio quello là. Magari, lo vogliamo anche noi quello. Neanche quello là paracadute. c'è. No. Perché non questo? Ah, il paracadute prima si poteva acquistare. Il paracadute lo vendono alla bottega. In bottega, sì, sì. Bottega. E allora niente, raga, mi dispiace. Va bene. Ciao ciao. 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 E nada. Oh Gianni, benvenuto, bra. Sempre a lavorare, ma quanti cazzo di soldi ti stai facendo, Gianni? Mamma mia. Allora vediamo chi ci sta, un cazzo di niente. Oh Nico, ciao, senti, io ho provato a parlarti in radio, ma check radio. Mi hai detto 13 e io sono in 13, ma non c'è nessuno.
Ah, ok, ok, niente, pensavo fosse la radio corretta. Il problema è che la scena centrale... boh. Poi sembrano dei bastardi però, Ah, te lo che dico. botta, oh. Aia. Sta a posto? Oh, Aia, ginocchio. Che che male. ginocchio. Vediamo se riesco a guidare. Ah, sì. Sei minchia. Ciao. Ah, Ciao, ciao. Ma vabbè, dai, ciao Gigi. Benvenuto. C'è un buco di merda. Una macchina sta in tutta la città, viene contro me. Vabbè. Va bene Nico, ti aspetto. 674. Allora. Sì, ma non c'è nessuno, ragazzi. Ma vaffanculo, va. Che palle. Ciao Simon, benvenuto. Sto cazzo di cose di macchine che ogni volta. Check radio. E nada. Assegniamo l'autodromo a spendere un po' di soldi per il cibo. Eccolo, Pagata, pagata. grazie.
Dico, posso chiedere dove c'è Rotti? Salve. Certamente. Ah, ma siete quello di prima Sì, dell'incidente? perché questi due mi sono venuti addosso. Ma chi... Ah, ancora lui! A lei due cerotti? A lei due cerotti? Sì, sì, a me. Siete il responsabile di questa città? Che mi fa Sì, perché ha fatto un incidente. Sì, infatti. Mm. Va bene, grazie. Sì, vi pago la fattura. Io sono ancora qua perché mi devo curare ancora La perché paghi mi di fa male il nuovo? ginocchio. Perché lei ha detto che ne Ah, vuole due. ok, sì, Eh due. sì, dopo un Scusa. brutto incidente. A Ok. posto. Pa. Eccoci qua. Fatto. Oh, grazie mille. Oh, dottore, devo fare il diagnostico. No, io lo devo fare. No, pure io. Pa. Anamnestico. E quel Mercedes dei ragazzi che stanno lì dentro. Però. Sono. Così, signor, Sì, mi dica. è bella sta Ferrari. Ah, grazie. Mamma mia. Hai pagato tanto? Questa qui la sblocchi con l'abbonamento di città, cioè te la concedono loro con un abbonamento, sai. Ah, ok, va bene. Buonasera, serve Grazie. qualcosa? Niente. No, ok. No, salve, A grazie. posto? Sì. Aspetta. Le serve una cura gratis? No, purtroppo ci ha fatto ora. Ah, va bene, ciao. Grazie, ciao. E niente, dicevo, quel Mercedes erano di quei due tizi che stanno là, oddio. Niente, mi erano venuti addosso e ci siamo trovati qui di nuovo in ospedale per curarci. Però devo prendere del cibo. E che cazzo sono? Ecco, oh. Che belli signori. Vabbè, facciamola di dito. Allora, il cibo dovrebbe essere più giù e io devo scendere. No, amico, non ti preoccupare, qua, io comunque ti... Oddio. Aiuto. Tieni presente che per la 12 penso di staccare, quindi ora... Non ho idea se resto ancora per molto o meno. Aiuto. A posto. Salve. Puttana miseria, sti negozi di merda. Ah, non c'è mai nessuno, vediamo. Non... Aspettiamo un minuto contato e se non arriva, raga, vado via.
Ciao user, benvenuto. Niente, non c'è nessuno, sembra. Che palle. Che netta signorina. Allora, polizia praticamente assenti. No. Affango. A posto. Ciao Rob, benvenuto. No, no. Ciao Ale, benvenuto. Iniziano i trollerini già alle 11:30. Salve. Salve, mi dai un passaggio al bunker? Sì, andiamo. Vieni. Te ci stai in radio? In realtà no, perché sono un tizio in occhietti mi ha chiesto di mettermi in un'altra radio, e solo che purtroppo lui mi sta dicendo che ha dei problemi a entrare in città e stavo arrivando in un'officina per cui cambiarmi radio. In realtà sei stato fortunato perché non ho letto il tuo messaggio. Molto probabilmente sto per crashare perché io mi vedo bello che fermo davanti all'officina. Serio? Sì, e Ma- io vedo il gioco fermo davanti all'officina. Ma io sono... Sì, lo so, lo vedo dalla live, Ah, però ok. io mi vedo bello che fermo davanti all'officina. Non so, voglio tornare là, boh. Aspetta, no, ma perché vedo il gioco frizzato. Che allora ti conviene fare la log e magari Mi poi conviene fare... fammi sapere dove insomma ti vengo a prendere. Infatti. Ciao Andrea, benvenuto. Oh vabbè, cambiamo radio, dai. Sono crashato. Sì, fra, infatti l'ho notato. Ui, che è qua? Vigile del fuoco zero. Oggi solo Croce Rossa.
Pam 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 pam. Check radio. Ciao Vale, benvenuto. Allora. Fra, fammi sapere se rientri e quando e dove sei, insomma. Via. Check. Buono, dove stai? È praticamente davanti al bunker, ma sì, vado a piedi a sto punto. Tanto sono praticamente davanti. Ah, ok, sì, sto qua. Aspetta che te lo apro, vai. Poi mi sono bello che hai visto teletrasportato da davanti all'officina qua. Infatti. Vai. Devi prendere la macchina? Sì. Vabbè. E come? Ciao Cocker, benvenuto. They say you are what you eat. They also say a bird in the hand is worth two in the bush. Which reminds me, I'm going to a chef tasting at a famous chef's house today. Invite only. They're serving raised parakeet crab cakes. No, Parventi, mi dispiace, ma scusami se non ti ho risposto subito. È solo che purtroppo non posso vedere il link che hai mandato, quindi esce, diciamo, non lo posso vedere, no, perché i link non si possono mandare. Bara. Ma è bello giocare i soldi al casino, va. Buongiorno.
Ciao Nick Marmo, se stai ancora guardando la live, sta macchina non si può comprare in negozio. L'unica che due parti tu la puoi prendere è l'abbonamento di città, ma penso che sia in scadenza questo fine mese, quindi in realtà ti sconsiglierei anche di prenderlo perché poi se non riesci a completare tutte le missioni, cioè spendi soldi a caso e non penso sia la cosa giusta. Però ci puoi comunque provare. Allora, vediamo dove buttare il cash. Solito blackjack. Il tizio qua. Se mi fai perdere ti pesto. A gentleman like yourself is always welcome. Go Cazzo ahead and devo place your usare? chips. Allora, vediamo. Prendiamo 15.000. Va. Il massimo è 10.000. Facciamo 1.000 per ora. Bets are closed. Best of luck. Looks like 9. 12. Vai, carta. Another carta. card for you? Ah, Looks like a bust. vaffanculo, vai, non- questo già ciao Milan, benvenuto. Già mi inizia a far incazzare. Shall we go for another? Manu! The bets are closed. Let's begin. 3. There's a 5. Se ci va la... What do you say? Card? Cardo. 7. Carta. 15. No, lui adesso non ce l'ha, il 10 può essere. Vai, carta. 21. Vai! Blackjack. Buono, buono. One more. Vai. Bets are closed. Best of luck. 5. 5, It's 8. 8. Carta, carta. Would you like another? And that's a 12. Vai. 16. Ah. Già 16 mi batterebbe già, vai, carta. Bust, I'm afraid. Vaffanculo, vai. Cos'è quello? Ah, potevo sballare perché avevo 19. Feeling up for another? Difficile. Vai. The bets are closed. Let's begin. It's 11. Ah, chiudi con un bel 17. 21. Ah, vaffanculo. Sì, basta, ora mi sto. Volevo Another card for restarmi. you? Sei, buono. We have a dealer bust. Shall we go for another? Bets are closed. Best of luck. 6. Here's a 16. C'ha 11, si chiama 10. Fa cosa mi What do you sto... say? Card? $16. 20. 20. Vabbè. One more. The bets are closed. Let's begin. We have a 6. 10. Would you like another? Carta. 18. Mi sto. Ah, cos'è prop fast? Feeling up for another?
Dai, 10k e chiude la partita. Bets are closed. Best of luck. 8. 18. That's 17. Ah, mi sto, vai. Another card for you? Here's an 18. Ma vaffanculo, va. Ma che Shall we go for cazzo? another? Ma che cazzo You won't be down dici? for long. I'm sure of it. Puttana miseria. Non lo fa più menare. Vabbè. Che palle, oh. Ciao Johnny, benvenuto. Pappe, dove cazzo si esce da sto posto di merda? Ma sì, dai, proviamo. Ma cagare, va. Bello. Oh, Don Chad, sono Vito. Vuoi la vita? Tutto a posto? Abbastanza, sì. Mi servirebbe qualcosa da mangiare che... Da quando non sto più al Mollica... Ho visto che mi hanno detto, qualche volta mandavi l'annuncio, Sì. tu sai. Sì, ormai... Beh, con me è meglio. Ma se parli economicamente, sì, decisamente. Se parli di comodità, insomma, perché là comunque avevo il cibo e non, non dovevo andare ogni volta a spendere soldi per... Oh, scusami. Oh yeah. Del cappello. Dopo che ho notato che la sera Sì? non c'è la musica, non c'è la musica reggae. Serio? Sì, tu la senti perché?
Qua? Qua adesso non c'è musica reggae, almeno io. No, dai miei no, timpani. non la sento, no. Che di giorno c'è sempre questa minchia di musica reggae che mi dà fastidio. Ah, sì, Allora, ok, forse di città proprio, intendi. sì, sì, sì. Allora può darsi. Allora, guarda, economico, medium, mi sono rimaste le due cose e deluxe non mi basta niente. Posso fare economico o medium? Vai, fai l'economico, dai, tranquillo. Economico? Sì, un Ok. 5,5. Sì. Allora, da bere acqua Coca-Cola. Acqua, acqua. Ok. Tan, Aspetta, ti faccio tan, la sono fattura. io sempre, tutti nel mondo. Ok. Fattura, paga. Ecco te. Grazie mille, Vitto. No, grazie a te, anzi. Vediamo qua, questa qua. Fish and chips. Air top. Dai, ti ho dato quelli che comunque un po' ti saziavano di più rispetto a... che cambiarete la grilla non saziano niente. No, ok. Adesso manco perché li cambiamo. Adesso vediamo un po' se riesco a fare bene l'ordine e mettiamo qualcosa che sfama di più. Beh, sì. Ma questo qua è Perché proprio il da tuo? quello... Cosa? Questo qua è proprio il tuo o ci lavori solo? No, no, io ci lavoro solo. Ah, Però ok. potevo fare il secondo proprietario, ma boh, non c'avevo la testa per Vabbè, stare sì. lì e sbattere. Mm, 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 mm. Cioè, Ma il proprietario è... Cioè, non Rich. dico... Ah, ok, è lui, è lui. Sì, sì, lui. Ah, Ma vabbè. adesso forse mi prendere qualcos'altro. Adesso forse si vuole prendere una macchina aziendale. Ah, ok. Magari facciamo come il Comolli Cossenza, che c'aveva anche la Bugatti. Perché qui Oh, siete verrà senza la macchina bello. aziendale? Noi siamo senza macchina. Ah, ok, no, pensavo ci fosse. Cioè, passare dal Mollico Essenza con la Bugatti ad andare all'officina con... che cosa sta là? Aspetta... Ah, Il l'X4? mio No, l'X4 X4. fa cagare, non cammina un cazzo. E poi hanno messo un'altra che è Mercedes GT83, una cosa del genere. Bello, Mhm. però anche quello fa un po' cagare di velocità, voglio dire. Ah, beh. Io vedo sempre certo queste macchine che sono grigie. Mi Eh, sembra del Brabus. Minchia, quelle lì spaccano. Sono ah, velocissime. quelle lì, Minchia. quelle che sono tipo un po' modificate sul davanti, che hanno tipo il Sì, radiato. sì. Bello, Minchia, lo so. sono belle quelle. Lo fanno, quanto fanno? 400? No, fanno i 320, cioè 320 in autostrada sul dritto con lo sport. Sembra che Minchia. vanno velocissime perché Infatti, hanno una tu... buona accelerazione. beh, ma neanche l'accelerazione se tu acceleri va lentissimo. Cioè dai 0 a 100 ci sta un'eternità. Però poi superati quello là da una spinta incredibile l'auto che arriva però con quei 300 si ferma. Ok, ok. Sì, e poi ha la stabilità tipo infinita. Immagino. Sì. Anche la frenata, mica, quando frenavo, Sì. vedevo questi qua che mica frenavano prima di me. Esatto, ecco perché dico. Mica una bella macchina, cavolo. Sì, sì, è vero. Però Infa- è un'auto import, giusto? Sì, Cioè, sì, sì. Cioè, perché non l'ho vista. No, cioè l'abbiamo pagata per portarla. Capito? Sì, sì. Quindi... Allora, in realtà l'auto era molto più... All'inizio era velocissima, cioè toccava i 420, 430 a Ok. occhi chiusi. Poi giustamente, anche secondo me è giusta come cosa, nel senso che gli FDO si sono lamentati e ce l'hanno abbassata sotto i limiti dei 300. Però, Eh, cioè, si può usare ancora per quelle cose. sì, sì, cioè, ci stanno 200 euro messi sopra, che cazzo. Infatti, minchia. Ciao Diego, buongiorno. Allora, praticamente
L'FDO ce l'hanno contestata e quindi giustamente Boni ha detto che, sai, no vabbè, poi l'FDO non fanno più il loro dovere, bla bla bla, tutte puttanate varie, e quindi l'hanno abbassata. Però comunque ti ho detto i 320 massimo in autostrada tocca, non di più. Che non sono pochi, Lo so. Però per una Aspetta. macchina, come dire, costosa, ci stanno. Infatti. Ok. Infatti, no, giusto. Anche quella là che ho fuori io fa tipo i 4,30, ma cioè in cui Quello lì è Bitti. quello lì è l'abbonamento di città. Ah, ok. Ok. Però quella là sì, fai 4,20, ma se fai una curva, anche la curva qua che è leggerissima davanti al resort. La vedi andare là Sì. in mare, cioè vola in mare, letteralmente non gira, non frena. Vabbè, mica 400 però. Lo so. Ma infatti Ovviamente perdi un po' di freno. Vabbè, però è bella, cavolo. Più che altro bisognerebbe basarsi o sulla bellezza o sulla praticità e sulla velocità. Dovresti sì, basarsi, quello è vero. perché se tu vuoi una macchina bella, ce ne sono. Però se vuoi una macchina veloce, stabile, che frena da Dio, Sì. ce ne sono poche. Ma Oppure te pochissimo. li devi proprio andare a cercare. Sì, Mica il sì. Gladiator. Prima di nerfarlo, mi ricordo il Gladiator. Ti ricordi che la dietro Là. come era forte? Mica, quello è una bestia. Ah, proprio bellissimo. Sì, ce l'abbiamo È ancora. assurdo. Sì. È Minchia, troppo mi bello. ricordo. Mm. Poi l'aveva, mica, era durato neanche una settimana era durato. Bravo. Subito l'FDO, no, ma non è possibile, tutti quanti con questo camioncino e vincono sempre le rapine. E però. Vabbè, ma mo è la stessa cosa con il Mercedes, il Brabus. E però là l'abbiamo chiesto, cioè l'abbiamo detto, cioè se mi devi togliere anche sta macchina, cioè non facciamo più rapine, non faremo più nulla. Infatti, cioè. Che cosa fai? Vai con la Veloster, cioè. Ma con la Veloster si può ancora? Sì. E non ti nascondo che anche con quella si lamentano. E si lamentano con la Veloster, e si lamentano con il Brabus. E con quell'altro Gladiator. Cioè vogliono che andiamo a far rapire quella appunto, quella di inizio città, di inizio vita. Minchia, poi la cosa è che anche le macchine dell'FDO non è che fanno così schifo, Ma infatti, ecco perché dico. Anche quelle sono import. Sì. Sono Alcune import sì. con le handling, Sì, motato, bravo, sì. bustate. E mica anche quelle, però. Se la mettiamo noi, vi lamentate Allora, voi, cioè. ti giuro, cioè loro non vogliono saperlo, non vogliono capirlo, ma fanno cagare a guidare, oh. Infatti, ma ce l'hanno detto. Imparatevi a farvi le mani al volante. Bravo, no, ma perché io, stando in città, tu volendo puoi anche vederlo dagli occhietti ogni tanto, capita che vedo FDO dove la macchina dei rapinatori tipo dei ladri, non so come chiamarli, gira, Sì. no, per esempio, e l'FDO proprio non se ne frega, vanno drittissimo. Poi fa, ah no, io ho visto la macchina andare dritto, cioè le scuse per ovvio, problemi di città, ma è impossibile, perché se lo vedo io, vedi pure tu. Oh. Beh, io parlo da uno che non sa proprio guidare, però se ti devi lamentare prima impara a guidare. Cioè. Sì, vero. A me sarebbe piaciuto essere fortissimo guidare per poi minchia fargli il culo e dirgli impara a guidare. Siccome non è questa la vita in cui so guidare, non glielo posso dire. Vabbè, sì. Vabbè dai. Però anche sono belle macchine. Sì. Il Gladiator però è proprio una cosa assurda. Sì, ma te lo ricordi che tipo un furgone, cioè un coso gigante, giravi, frenavi e si girava, faceva un 180 in un nulla. Bello. Che poi un tempo quando l'avevamo appena preso, sì. praticamente il nostro dal blip usciva rosso, ok, più piccolo, più basso. E quando tu provavi ad aprire lo sportello, ok, si apriva il vetro. Ok.
Poi provavi a guidarlo Sì. e eravamo con Tonino, Ah. quando ancora ci stava un po' con la testa. Ah. Praticamente avevamo provato a Ma tu dici guidarlo, Torino minchia, confuso. Tonino confuso. Ogni tanto bazzica in città, lo sai. Che io ancora l'ho visto. Ok. Magari sta un po' con Jack. Sì, sì. Trovo un po' con Jack qualche volta. Sì. Vabbè, praticamente stavamo facendo, eravamo quando c'è il vecchio Removia, vecchia gestione. Sì. Praticamente eravamo lì con questi due gladiator che avevamo provato ad arrivare. Cos'è? Il comune di Cosenza a Parioli. E com'è? Sì, a Parioli. Sì, sì, sì. Noi eravamo andati da Removia a Parioli. Mm, Ok. sì. Praticamente c'era quello rosso che faceva i 200, i 180, non mi ricordo. Sì. E invece mica c'era quello nostro che faceva veramente schifo. E invece c'era quello di Tonino. Minchia, quello lì andava. Ovviamente l'aveva Vabbè. guidato Genisi. Lui quello bravo. Sì, sì. Vabbè. Però mica mi ricordo quando ce l'avevano messa a posto che facevamo di tutto con quello. Vero, vero. Era proprio assurdo. Ma secondo me quello là si poteva ancora tenere, solo che poi dopo che dopo che l'hanno, diciamo, vietato. Nerf. Sì. Sì. Vabbè, dai, allora ogni tanto se stai qua vengo o col Brabus o con il Gladiator, Dai, va bene, ci sta. vabbè, dai, ci becchiamo in città. Ciao ciao. Ciao, tutto benvenuto. No, fra, senti, non mi interessa, come dicevo un altro prima, cambiare città non è la mia idea per ora. Aia. E botta. Puttana miseria. Ciao Rush. Benvenuto. Check radio. E niente. Ah, ma perché non cambia colore? Oh? Ah, ok, eccolo, perlato. L'extra, niente, targa, allora. Ciao, benvenuto.
proviamo questa. Nada. Ciao Rosario, benvenuto. Giallo uccello. Bello. Vediamo cosa sta, verniciatura. Ma anche no. Le modifiche non costano un cazzo, ci sta fra. Giallo taxi. Ah, che palle però, dai. Vabbè. Ciao TikTok paid show. Andrea Alpago. A me lagga. Sì. Ah no, aspetta. Ci sta qua. Ecco qua. Pronto officina? Pronto, siete offerti? Sì, sì, siamo disponibili. A che civico siete? È al 473. Vai, arriviamo. Arrivederci. Ok, ciao, ciao. Ottavo nano. Che... Vabbè. De Luca, un altro. A posto. Discotheque. I'm on a discotheque. Ciao Eddie, benvenuto. Salve. Buonasera. Ciao. Buonasera. E volevo mettere i freni ceramici sulla Skyline, è possibile? Fatemi dare un'occhiata.
Allora. Sì, volendo sì. Fatemi vedere un attimo che vi dico il prezzo. Allora, freni ceramici. Allora. Voi assumete qua? Purtroppo non lo so perché ci lavoro da poco e il capo non c'è in realtà. Ok. Ok, allora, ceramici. Allora, sono 50.000. E Vi faccio la fattura? facciamo che ci penso un attimo e poi casomai ritorno. Va bene, se vuole vi faccio la riparazione comunque. Ah, e quanto viene? La riparazione? Sì. 500. Ah, va bene. Pronto officina Autosalvage? Salve. Salve. Informazione, avete i bandi aperti? Non credo, poi in realtà io sono solo un meccanico, quindi il proprietario non c'è. C'è qualche suo superiore? Non per forza, il proprietario. No, stamattina no, deve provare nel pomeriggio o stasera. Ma siete Autorace o Autosavage? Mi No, scusi. Autosalvage. Ok. Ma sa qualcosina dell'Autorace? Perché io sto cercando lavoro. No, in realtà no, non ci occupiamo anche dell'altra officina. No, informazione personale sua, se sa qualcosa. Perché Ah, io sto cercando lavoro. no, in realtà no. Ok. Allora, voi siete quello. Arrivo un attimo, che... Ok, va bene. Vi aspetto. Ok. Ciao. Sono già qua. Ok. Se può chiudere il telefono. venire all'Autosavage che c'è un signore che Sto guidando. Ah, ok, vabbè. Eccomi. Alexander? Sì, davvero. Ok, ecco a te la fattura. Ok, l'auto la vedi, cioè è riparata, sì, vedi? No, devi entrare prima Ok, prima sì. te. Pensavo si c'entra. Ecco, Però non c'ha il paraurti dietro. come non c'è parauti. Non c'ha la parte dietro. Un attimo. Nemmeno quella davanti. E io la vedo sistemata. Io no. Ma vabbè, sarà un bug mio. Va bene, grazie comunque. Aspetta un attimo. Adesso però me la riaria giusta. Sì, certo. È il metodo Salve. perfetto. Ciao. Ah, eri quello al telefono. Un attimo che devo fare una chiamata. Vediamo. Sì. Oh, adesso sì che prima no. A posto. Va bene, grazie. Salve. Allora, Ciao. Arrivederci. Ciao Matteo, benvenuto. Questo che cazzo ho fatto? Ho lasciato qua la macchina. E invece una cura quanto costa? Ciao Beppe, benvenuto.
posto tutti quanti? Grazie. Arrivederci. Sì, grazie. Salve. Sconosciuto. Sì. Dove, Ah. dove sta? No, ho perso l'altro. No, l'ho Sì. perso. E niente. È quello là che sta Ah, là. ecco, ecco. Ok, no. Oh. Vabbè, comunque. Che cosa vi C'è- serve? Io stavo chiedendo se i bandi erano aperti. Eh no, vi ho detto, purtroppo non lo so. Ah. Esci immediatamente. Oh, e dai. Sali. Allora, o scendi e non faccio niente, o se riparti un'altra volta, giù. Vuole che le do un passaggio? Sì, dietro di lui, andiamo. Ok. No, aspetta, guido io la mia macchina. Salga. Non ho nulla da fare. Salve. Me è TikTok, ciao. Niente, che faccio? Cazzeggio un po'. Lavoro meccanico. Faccio riparazioni, modifiche. Qualche lavoretto per arrotondare. Però fra poco penso di andare via. Ma vediamo un po'. Nel frattempo andiamo a sistemare la macchina in garage. Pa, 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 pa. No, non sono direttore, fra, sono meccanico. Sono meccanico base e sto cercando di diventare direttore. Civile. L'officina è officina Auto Savage. E la trovi qua al 473. Andiamo a fare benza, va. Poi a letto a posto.
A posto. Ale? Salve, salve. Ui, sta a posto? Sì, sì, dopo che sono crashato tipo 5-6 volte è tutto a posto. Ma come mai? Strano. Non lo so perché. Ma, Ma perché vabbè. tipo apro Sì? neanche i PRP, apro solo 5M e e il CPU mi va al 100%. Mm. Non so perché. Strano in realtà. Non dovrebbe. Vabbè, dai. Non dovrebbe no. Vabbè. Ok, dai, vabbè. Io fra poco penso di staccare, ok? Ok. Ok, ciao. Andiamo a prendere il macchinon. Oh, spero che non ci sia nulla. Oh, boh. Oh no. Cioè, guardate la macchina che è buggata. Ha preso un palo, poi non si rigira. No, no, ce la fa. Vabbè. Un palo di merda. Vabbè. Parla. I wanna discotheque. Però me ne imporre.
Vabbè, un po' via, dai. E là. Te l'ha portato, t'ho detto. Minchia. Vai, vai. Posso? Vai, certo. Sì. Quindi, minchia, parliamo di trasporto. Attivala, o l'hai attivata già? Sì, sì, adesso ti vado. Ah, ok, vai, vai. Allora. Vedi, la partenza non è granché. Infatti, hai ragione, hai ragione. Però va. Mica. E poi c'è sto rumore di merda che si sente. Me lo disse, me lo dice. Bravo. Però... È un po' buggato. Sì. Mica, però sì. L'handling è un assurdo. Sì, è vero. Questa curva falla. No, senza accelerare. Perché c'ho paura, capito? Bravo, sì, quello è vero. Aspetta. Vediamo un po'. La prendo da No, ho vabbè. paura, siccome Sì. con la Veloster mi è sempre capitato di volare. Ma anche col Gladiator, devo dire la verità. Allora. Però come velocità, cioè non è così estrema, ci sono macchine che fanno ste curve, diciamo, l'accelerazione è molto di più. 330. Questo rumore però dopo un po' che guidi. Vedi, però, hai visto che succede? Cioè, è un po'... ok, è vero, è attaccata. Ma fra, prima ho preso un paletto di merda, sono volato non so quanti chilometri via. Poi mi piace un casino il fatto delle luci. Sì, davanti, quello è è bello. incredibile proprio. Ma anche il tetto, cioè se guardi l'interno, tutte queste luci del cruscotto sono veramente belle. Però mica fa, che è proprio bellissimo. Sì. Questo minchia di rumore me lo disse, non ci sono dimenticato, perché me l'aveva proprio accennato Genissimo. Si sente questo rumore. Forse era venuto al banco con questo. Penso che il rumore è dovuto al fatto che essendo attaccata per terra è come se sbattesse per terra ogni volta. Sicuramente. Sì. Ma non ve la dovevano sistemare? Lo so, però poi ci siamo un po' rotti e l'abbiamo lasciata così. Bello però, bello. Sì. E niente, ho detto beh fammela prendere così faccio provare. Ma in città è veramente un po' esagerata. Minchia. Bene, proprio dire. Ti diverti pure. Beh sì, dai, un po' sì. Se riesci a usarla bene, capito? E poi prova a fare un frontale con questa qua verso un'altra macchina, fra. Cioè l'altra macchina... L'altra macchina vola. Volavo il volo. No, un giorno ero col Gladiator verso l'armeria. Cioè verso l'armeria, più che altro ero vicino all'armeria e c'era vicino anche la stazione, la centrale di finanzieri. Sì. Oh, fatto sta che io arrivo che ero, non mi ricordo quanto ero, però stavo molto veloce. So solo quello. Passa, corre velocissimo una macchina di finanzieri. Inutile dire che la prendo in pieno, proprio in pieno. Questa qui è volata dentro la centrale. L'hai riportata al posto. Minchia. Perché sicuramente stavano inseguendo qualche rapinatore, c'era la polizia e finanza. Sì. Minchia, l'ho vista volare. Poi sono andato da Sandra in Armenia e gli ho detto guarda, ho appena fatto volare i finanzieri. Minchia, bravo, complimenti. Bello. Mi ha detto. E niente, dai, va buono.
Ho detto ma fammi fare Dai, un giro grazie, che poi... No, niente, che poi stacco un attimo, dai. No, vabbè. Vabbè, dai. Poi tra poco anche io. Sì, dai. Ci becchiamo. Dai Vito, ciao bello. Ciao, ciao. Aiuto! Ma... Ok. Era una discoteca. Me la pari fuori. Salvi. E niente. Ragazzi, grazie di essere stati qua con me per un po'. Ci becchiamo prossimamente. Ciao ciao.